Allora io parlo il fatto del soldato che lo Stato mi aveva denunciato. Io avevo passato la visita militare a Salerno e poi ho partito in Germania, ho lavorato in Germania. Poi sono ritornato in Italia, che il consolato italiano mi chiamò e dice: Carmelo, deve andare a fare il soldato, ti hanno denunciato. E poi mi sono presentato al Tribunale di Vallo della Lucania e poi sono andato a Salerno a farmi le carte per andare a fare il soldato. E mi hanno chiamato a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, in Piemonte. E dopo mi hanno mandato a Viterbo. Dopo un po' di tempo mi hanno chiamato anche al Tribunale di Viterbo e non era ancora finita la causa. E poi dopo 4-5 mesi arriva il capitano della compagnia, dice: Carmelo, è arrivata una lettera che ti deve presentare immediatamente a Napoli, al Tribunale di Napoli. E dico: signor capitano, non c'è problema, andiamo anche lì. Sono andato lì e il capitano non mi aveva fatto la licenza, dice: dopo quando è finito e dopo ritorni in caserma. Lui pensava che io non ritornavo, mi mettevano in prigione. Quando sono andato lì a Napoli al tribunale e c'era un generale, giudici, e c'erano 5 colonnelli o un capitano. Io ho detto sempre la stessa parola. Dici: signore Coccaro, vuoi mettere l'avvocato? Ho detto: non mi servono avvocati, mi difendo da solo. Poi abbiamo fatto la causa e il giudice mi disse: Carmelo, sei libero, fai quello che vuoi. Io ho preso l'autobus e sono andato alla stazione di Napoli Centrale. Ho preso il treno e sono andato a trovare mia sorella che abita ancora a Eboli e sono stato lì fino alla sera tardi. Poi ho preso il treno a Eboli, ho partito per Napoli, poi a Napoli ho preso il treno per Roma e poi a Roma ho preso il treno per Viterbo. Sono arrivato la mattina presto, verso le 6, già di mattina sono arrivato in caserma. E ho incontrato il capitano, mi ha detto: Carmelo, ma sai che tu potevi stare pure un mese fuori, che non ti faceva niente nessuno. E dico: signor capitano, lo so, io che non mi faceva niente nessuno, però lei poteva rischiare anche il posto di lavoro. E detto la verità, e così via. Per quello pure mi volevano tanto bene il soldato, come ho detto sempre, come dico sempre, fa parte anche della disciplina, imparare a essere come si vive. Se vai a lavorare dentro una fabbrica e c'è un datore di lavoro, bisogna rispettarlo, bisogna diciamo, come lui ti ha dato il lavoro, tu fai il lavoro, bisogna rispettarlo e così si va avanti, se no non si fa niente. Come questo, come dico sempre, se voi mi seguite come mi state seguendo, io faccio tanti video
Vi ringrazio veramente, siete stati veramente meravigliosi, come questa canzone di Mino Raitano, che è molto bella. E anche io ho fatto qualche bella canzone, mi fa molto piacere che voi mi avete apprezzato. Grazie veramente.